Il cuore mio è bianco e rosso, la mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, in nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te. Volano, vogliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Na festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. Io e Ara e Mano. No, la Sara usava la mia. Se mai. Ho avvisato che non facciano suonare le trombe.
Perché non è Antonio Ma devi facciamo lo stai. vuole. Martini può non capire, ma da uno che prima l'ha passato da scout, dopo il conto Preferita. fammi perché la Champions League. Ha mutato quando vuoi partire. Dopo ormai. Alza un po', Lollo. Capitana loro.
numero 4 Gaia Genovese, con il numero 5 Gaia Mancastroppa, con il numero 7 Carola Tesoro, con il numero 14 Elena Cantanetti, con il numero 15 la capitana Elena Lancini, il numero 17 la Frigerio, il numero 9 Federica Chetti, il primo allenatore è il signor Federico Belloni e il vice allenatore Giacomo Rigoni. E adesso Giacomo Sicioni si sentono le luci. E accogliamo il campo con il numero 3 Emanuela Antonelli. Con il numero 4 Anna Martin. Con il numero 13 la capitana Anna Luciano. Con il numero 14 Martina Estrella. Con il numero 15 Caterina Ferrari. Con il numero 17 Arianna Pavlovic. Con il numero 25 Valeria Pione. La prima campionessa, il numero 1 del Monaco, Luca Palladini. Assieme a Lorenzo Raffaelli e a Lara Berroppa. E a tutti voi che arrivate all'Arena Biancorossa l'augurio di buon divertimento. Periodo complicato per la Rotoplas Volano Volley, che ha avuto un inizio di stagione molto difficile. Siamo fermi a 0 punti e adesso in campo qua all'Arena Biancorossa abbiamo un avversario molto forte e ostico come la Pallavolo Piccolecco. A tutti voi buonasera da Lorenzo Minacapelli in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per commentare la quarta giornata del campionato di Serie B1 girone C, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley e la formazione della Pallavolo Piccolecco. Siamo uno pari dopo un set di gioco. Non sono arrivato a fare la intro perché oggi ero a fare lo speaker all'introduzione, quindi ecco il perché non sono stato subito a parlare. Servizio di Tomasetic, tentativo d'attacco col money out vincente della capitana Arianna Lancini, numero 15. Adesso serve Matilde Frigerio per la formazione allenata da Federico Belloni. Siamo in senso del campo, siamo. Ok, adesso dovrebbe essere apparso anche il punteggio. Siamo due pari. La nostra capitana. Allora, Matilde Zara al servizio per la Rotoplas Volano Volley, che vede il ritorno in panchina in maniera ufficiale di Luca Parlatini, già annunciato nella scorsa partita, nonché sui nostri social. Attacca Petruzziello. Ovviamente il nostro condottiero Luca ha detto che dobbiamo ritrovare fiducia e in un periodo così complicato non c'ha tutti i torti, perché siamo
siamo indietro di 3 punti e siamo fermi ancora a 0 punti in classifica, siamo ultimi in classifica. Di sicuro non la posizione che immaginavamo inizio stagione. Gaia manca Stroppa al servizio per Lecco, serve su Ferrari, Zara alza proprio per Ferrari che attacca, ma c'è la difesa di Ghezzi e poi l'attacco, no scusate, non Ghezzi, era di Tesoro la difesa. 4-2 per formazione Lecco. Pronta ancora, manca Stroppa per Lecco, battuta, serve ancora su Ferrari, alza Agbortavi, Bakin in free ball, Ricci ha ricevuto, scusate, era Ghezzi che aveva ricevuto il... Devo ancora un attimo abituarmi ai nuovi numeri di maglia della formazione di Lecco, perché non sono ancora quelli con la divisa ufficiale. Pronta al servizio, ancora manca Stroppa, 5-2 per Lecco nel corso di questa quarta giornata del primo set. Battuto, Ferrari riceve, alza Zara, attacca Agbortavi, il terzo punto per la rotola, Manuela Agbortavi. Allora, 3-5. Ancora Agbortavi ha provato, doppia murata, è la mura vincente Agbortavi, 4-5, Agbortavi muro vincente e siamo quindi 4-5. Tentativo d'attacco in pallonetto di Lancini, ci ha provato anche Bacchin, ma c'è stata la difesa, credo, di manca Stroppa. Prova a attaccare Tesoro, ancora Tesoro ad attaccare, ancora Agbortavi ha provato al muro. Questa volta il muro è stato tentato da Bacchin. Mani out di Carola Tesoro, vale il sesto punto per la Rotoplas, per la pallavolo piccolo Lecco, scusate. Agbortavi, tanto vincente di Manuela Agbortavi. Ma proprio l'autrice del punto Emanuela Agbortavi al servizio. Tutto out. Siamo 7-5 adesso. Gaia Genovese al servizio per Lecco. Tutto ha ricevuto Ferrari, cercata tanto in ricezione in questo momento Ferrari per impedirgli anche gli attacchi, giustamente. Attacca Bacchin, difeso da Cantamessi, attacca la capitana, ma c'è ancora la difesa, credo, di Zara. Attacca Petrucciello, l'attacco è out, non chiede neanche il tocco a muro, lo sa che non l'ha toccata. Siamo 8-5. Gaia Genovese ancora nel servizio, 8-5. Tutto Ferrari, Marianna Tomasetti, 6-8 punteggio. Carlotta Petrucciello al servizio. Difeso Bacchin l'attacco ed è Bacchin ad attaccare, ma viene murata da
Matilde Frigerio, quindi 9-6 a favore di Lecco. Neo-retrocessa, diciamola così, visto che di solito si usa il termine neopromossa, qui diciamo neo-retrocessa, quindi è una che sicuramente per la squadra che ha costruito vorrà pretendere di retrocedere a 3. Signore Zara, Truzziello dall'altra parte. Attacco quasi vincente di Cantamessi, pallonetto Bacchin. Tesoro. Zara, Bacchin, Anna Bacchin. Anna Bacchin al servizio, ricevuto Ghetti, tentativo d'attacco col mani out. Sì, di Carola Tesoro. Siamo 10-7 adesso a favore della pallavolo Piccoletto nel corso del primo set. Pronta Emma Cantamessi per Lecco. Battuto. Ancora a ricevere Ferrari. Attacca Thomas, palla in campo. Allora 8-10. Tutto l'ordine del net, ha ricevuto Lancini. Attacca proprio Lancini, ma c'è Bacchin. Zara ci ha provato a metterla subito nella metacampo azzurra, ma bianco-azzurra però non è. Come sei di Bacchin? Dall'altra parte subito Lancini, muro! 9-10. Emanuela Agbortabi, nonostante la difficoltà, tutto e hit! 10 pari. Siamo 10 pari. Ancora ha ricevuto il libero Ghezzi. Attacco al centro, provato. U10-10. Un po' di confusione nella metacampo bianco-rossa. Siamo sul perché lo sono inserito 11 pari. La prossima volta mi faccio le regolazioni. 11 pari. Ora 11 pari. L'attacco genovese, attacca Carlotta Petruzziello, ma c'è la difesa di Tesoro. Pallonetto ha provato Lancini. Ferrari difeso da Ghezzi. Attacca Cantamessi, niente da fare ancora. Gioca ancora Petruzziello, però viene murata, però giocabile ancora per la Rotoblast. Attacca con Ferrari, ancora giocabile per la Rotoblast. Bacchina, alza zona Carlotta Petruzziello, difeso Carola Tesoro. Vedo attaccato Lancini, difeso Ferrari, murata Ferrari ed è mani out. Vinto battuto su Lancini.
Mani out e qui Carli e poi Asta. Quindi mani out. 12 pari. Stavi domandando perché. Ah, ok. Allora a servizio va la numero 5, Gaia Mancastroppa. Battuto su Ferrari. Zara attacca Petruzziello, ma viene murata Petruzziello da Carola Tesoro. Vantaggio Lecco di nuovo, siamo 12-13. Allora serve ancora Gaia Mancastroppa per Lecco. Servizio battuto. Ferrari ha ricevuto. Zara attacca portato. Attacco vincente. Manuela H portato. La Ferrari. Ha ricevuto Ghezzi. Mancastroppa però ancora giocabile per Lecco. Passa l'attacco ma c'è la difesa di Petruzziello. Bacchin. Mani. Non è out. E neanche mani out. 14-13 Lecco. Palla in campo, viene peccato. Diana Lancini. Piero Bon dall'altra parte. E l'attacco di Genovese vincente. Siamo 15-13 per Lecco. Diana Lancini al servizio. Battuto sul Ferrari. Zara. Petruzziello un po' troppo complicato questo attacco purtroppo per Carli. Prova a approfittarne ma non ci riesce Genovese. Allora Ferrari attacca e chiude l'azione Camilla Ferrari. 14-15. Manuela Gbortavi al servizio. Di Akportabi su Ghezzi. Mancastroppa. Attacco. Out. Carola Tesoro. 15 pari. Tesore. Meta confuso nella metacampo di Lecco. Ci prova Tomasetic ma non riesce all'attacco. Ci ha provato anche Cantamessa. Attacca Bacchin ma viene murata. Anna Bacchin. 16-15 per la formazione di Lecco. Pronta Gaia Genovese al servizio. Rete 16 pari. Petruzziello in campo. Ace! 17-16. Ancora Petruzziello. Ricevuto Ghezzi. Attacco tentato da Bacchin. Anna Bacchin. 18-16 arriva il time out e andiamo con gli sponsor.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo 18-16 a favore di Volano nel corso del primo set. Servito la capitana Petruziello, ricevuto Chetti, manca Stroppa, attacca poi e riesce l'attacco di Emma Cantamesti, 17-18. Carola Tesoro al servizio. Battuto. Ace. Sì, ace di Tesoro. Provato l'attacco Ferrari ma c'è stata la difesa. Si prova Cantamesti ma c'è la difesa. Piero Bonti si ingarbuglia con Bacchin, però ancora Cantamesti, ha difeso Petruziello. Piero Bon, allora Bacchin attacca e subito Thomas Tetic. Contestata l'invasione aerea di Thomas Etic da parte della metacampo di Lecco, ancora prima che l'azione finiva. Dico la buttazione delle proteste. Servizio out di Bacchin, 19 pari. Piero Bomma è lunga ed è facile per Matilde Frigerio buttarla per terra. 20-19 per Lecco. Out, Omani out, out, 20 pari. Di Arianna Tomasetti, meta free ball non voluta, però Carri la sfrutta. Sono 21-20 adesso. Servizio in rete, 21 pari. Matilde Frigerio al servizio sul 21 pari. Battuto su Ferrari. Zara attacca Ferrari, mani out. A 21. Battuto Ghedi ma lunga, Bortavi ci prova. Piero Bon attacca Ferrari ma difende Cantamezzi e ci prova ed è vincente l'attacco di Arianna Lancini. Siamo 22 pari. Al servizio Gaia manca Stroppa. Su Ferrari, Zara. La Ferrari attacca ma c'è la difesa di Cantamezzi. Poi il money out vincente di Arianna Lancini.
Vantaggio di nuovo di Lecco. E arriva il time out di Luca Parlatini. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo 23-22 a favore di Lecco nel corso del primo set. Pronta Gaia, manca troppa al servizio. Battuto. Sarà portato. Dopo 23 pari. Attacco, scusate, di attacca Bacchin giocabile. Petruziello, invasione 24-23. Out, sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo al set ball per la Rotoblat nel corso di questo primo set, 24-23. Il Ferrari, servizio battuto. Incastroppa. Attacca Lancini, ripeto la Zara, Piero Bon. Trussiello. Che il tocco che c'è. 25-23 e tra le polemiche si chiude il primo set. Andiamo con gli sponsor.
nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Primo set chiuso 25-23 per Volano. Quindi Volano conduce per 1-0. Allora, riepilogo i punti di squadra velocemente. 6 Agbortabi, 2 Bacchin, 3 Petruzziello, 7 scusate, 7 Ferrari, 4 Tomasetti. 22 punti di squadra, 3 errori di Flecco. Attacco non riuscito, però adesso sì. I punti di Lecco: 7 Lancini, 2 Genovesi, 3 Frigerio, 1 Cantamesti, 5 Tesoro. 18 punti di squadra e 5 su errore della Rotoblas. Pronto il servizio in rete di Carola Tesoro. 1 pari. Anna Tomasetti sul servizio. Cantamessi attacca, però difeso da Tomasetti. Attacca Bacchin, ma c'è la difesa di giocabile per la Rotoblas. Attacca Ferrari, però c'è la difesa di Ghezzi. Murata. Zara, morta. Zara, questa era una forza rischiata la doppia. Zara, poi Ferrari, Camilla Ferrari, 2-1. Comunque Camilla ogni volta che fa quelle cadute mi fa sempre spaventare. Ancora Arianna Tomasetti al servizio per Volano Volley. Arianna Tomasetti, giustamente battuto. Ghezzi. Attacco. Ancora giocabile. Bacchin in free ball. Ghezzi. Manca Stroppa. Tentativo a pallonetto di... Scusate, è un po' complicato oggi con i numeri. Attacca Cantamessi, difeso Petruzziello. Zara. Ferrari Murata, difeso Tomasetic. Ancora Ferrari ad attaccare. Difeso Ghezzi. Manca Stroppa, attacca al centro per Lancini. De Vincente l'attacco di Lancini. 2 pari. Emma Cantamessi al servizio. Siamo 2 pari. Attacco out che però Piero Bon attutisce. Però ancora giocabile per Lecco. Se la mette dall'altra parte. Ancora Piero Bon a salvare. Mani out che non c'è di Ferrari. Peccato. 3-2. No, siamo 3-2. Inizio su Bacchin, Zara. Attacca Petruzziello. Il muro. Difesa, non basta perché il tempo vi dice. Basta. 3 pari. Dilde Zara. 4-3 Matilde Zara.
Oddio del net! Martin Tessara! Oddio del net! Siamo. Ancora Zara, subito battuto. Ghezzi. Manca Stroppa, poi attacca Ferrari va a toccare là. Ecco. Queste trombe le voglio bruciare prima o poi, perché appena le suonano nel momento sbagliato sempre non è mai positivo il punto. Scusa Alan se ti dico così, ma anche quelle portano un po' sfiga come il mio giornalismo. Servizio di Frigerio. Attacca Agbortabi. 6-4 Emanuela Agbortabi. Camilla Ferrari al servizio. Ha ricevuto Lancini, però subito nella metà campo biancorossa, quindi giocabile per noi. Attacca Bacchin, mani out, Anna Bacchin. 7-4 Anna Bacchin. Time out di Federico Belloni. Sponsor. Nuovo in diretta da Arena biancorosso di Volano, siamo 7-4 per la Rotoblast nel corso di questo secondo set. Ricevuto Lancini, attacca poi o almeno ci ha provato Genovese, però ancora giocabile per Lecco, ha ancora una chance con Lancini ed è vincente il punto di Lancini. Siamo 7-5. Attacca Petruzziello, ma c'è la difesa di Lecco che adesso ha la possibilità di accorciare ancora, ma ha difeso l'attacco di Lancini. Ancora Lancini a provare, Piero Bon completa la Ferrari, ancora Ferrari a difendere. Petruzziello a sfiorare il tetto, prova ad attaccare Carola Tesoro, ci ha provato anche Ferrari, ma anche qui non è andata. Ci prova Lancini, passa l'attacco di Lancini, siamo 7-6. Battuto. Qui attacca Petruzziello ed è punto della Cardi, 8-6. Almeno ci ha provato Genovese, prova questa volta Tesoro e il punto è vincente, 8-7.
battuto, out. Pronta Carli il servizio. Mani out di Emma Cantamessi. No, tutti in rete il servizio di Genovese. Siamo 10-8, Anna Bacchin al servizio. Tutto. Tacco è out. Tacco out di Matilde Frigerio. Siamo 11-8 adesso. Anna Bacchin. Tacca, mani out. Mani. No, no, non è mani out. 12-8. Ho sbagliato con l'attacco. Ho visto una reazione strana di Matilde Zara e ha proprio sbagliato l'attacco. Cantamessi. Anna Bacchin. Out. 12-9. Tutto il servizio da Tesoro. Tacca Tomasetti, almeno ci ha provato. Ora Cantamessi. Palla in campo, 12-10. In rete di Tesoro, 13-10. Anna Tomasetti, servizio battuto. La palla è in campo, ace! 14-10. Ancora Tomasetti al servizio. Cantamessi. Manca Stroppa, attacca. O almeno ci ha provato. Lecco. Ferrari attacca, difeso da Tesoro. Attacca al centro Lancini. Agbortabi. Zara. Attacca Ferrari, ha difeso Cantamessi. Attacca Lancini al centro. Out. Attacco out. 15-10, scusate. Anna Tomasetti già al servizio. Tutto in rete. 11-15. Pronta Emma Cantamessi al servizio. Soprattutto Zara Agbortabi ha difeso Lecco. Zara Bacchin. Manca Stroppa.
15-12. No, mamma mia. I cambiamenti su Bacchin, Zara, Antigor, Cavi. 13-15. Time out, sponsor. Per me quel messaggio voleva quasi dire non viene mai fregato un cazzo di te. Sai tu, infatti quando... No, io ti dico, se fosse davvero così io mi dici. Deve stare solo male. Di nuovo in diretta, Arena Biancorosso di Volano, 15-13 per Volano nel corso del secondo set. Servizio di Cantametti, Zara, free ball concessa da out, vai all'attacco Matilde Frigerio, regala un punto che per come si era messa direi d'oro per la Rotoblast. Matilde Zara al servizio, 15-13 adesso. Ghezzi, Murata da Petruziello a Arianna Lancini. Murata, siamo 17-13. Ancora Matilde Zara al servizio. Servizio, c'è time out, sponsor. Di nuovo in diretta Arena Biancorosso di Volano, siamo 17-13 a favore della Rotoblast Volano Volley. 17-13 nel corso del secondo set. Matilde Zara al servizio. Tutto. Lancini, attacco vincente di Lancini. Siamo 17-14 adesso. Ferrari, Zara. Ancora giocabile per la Rotoblast. Ancora Ferrari. Camilla Ferrari. 18-14. Ferrari. 8 9-14. Camilla Ferrari. Dilenca la ricezione di Lecco in questo frangente. Siamo 19-14. Tentativo murato di Lancini. Allora ci prova e ci riesce Carola Tesoro. 19-14. 15-19, scusate.
Gaia manca stroppa al servizio. Battuto. Ricevuto Bacchin. Zara. Ferrari attacca. Però c'è la difesa. Muro! Petrucciello! Ariana Lancini murata 20-15. Manuela Agbortavi al servizio. Attacco vincente di Gaia Genovese 16-20. Bacchin in difficoltà qua, almeno l'ha messa nella metacampo bianco-azzurra. Ferrari ha difeso. Bisogna chiamarla. Bisogna chiamarla. 17-20. Si rifà sotto. In rete Diana Lancini, servizio in rete 21-17. Bruziello tutto Lancini attacca Cantamesti, però la palla tocca il soffitto. 18-21. Gaia Genovese al servizio. Pronta Genovese. Battuto. Ferrari ha ricevuto. Zara. Una Bacchin murata. Zara. Piero Bon. Sempre zona Bacchin. Dopo che non c'è il tocco a muro. No. 21-19. Time out. Sponsor. È lui come uno che piuttosto che dire le palle dice stammi del culo. Di nuovo in diretta Arena Biancorosso di Volano 21-19 per Volano nel corso del secondo set, con Lecco che si sta rifacendo un po' sotto. Vediamo se riusciamo a dare tutti i colpi. Al momento però la palla passa in mezzo al muro. Carola Tesoro 21-20. Si rifà sotto la formazione di Federico Belloni. Sempre su Ferrari. Zara. Petrucciello attacca, ma c'è la difesa di Genovese. Moro che non riesce. Mani out, che vale la parità. 21 pari di Carola Tesoro. Brava. Sembrava aver chiesto Ferrari. Zara. La Bacchin. Bacchin. 22-21. Lontana al servizio.
Ravenna. Attenzione. Out. 23-21. Anche perché ha fatto 2 tocchi comunque. Esatto. 23. A Bacchin. Riceve Ghezzi. Con Castroppa. Pallonetto. Vincente poi di Carola Tesoro. 22-23. Carola Tesoro al servizio. Tutto in questo momento. Piero Bon. Zara. Tomasetti. Cantamessi. Ha difeso Ferrari. Zara subito dall'altra parte. Ghezzi. Cantamessi. Ferrari ha salvato Zara. Petruccielle stava rischiando di pestare la linea di 3 metri. Ancora Cantamessi. Ha difeso ancora Piero Bon. Zara. Ferrari attacca. Ha difeso Lancini. Ci prova, o almeno ci ha provato Tesoro. Petrucciello. I 3 pari. Palla era in campo. Era guardato dal telefono. Vabbè, 23 pari. Servizio per Piero Bon. Attacca Camilla Ferrari. Campo? Sì, 24-23. Tomasetti c'ha il servizio, Ball rotola, battuto. Ghezzi. Manca Stroppa, Cantamessi, ha difeso. No, almeno ci ha provato. Tomasetti, 24 pari. Si va ai vantaggi. Cantamessi al servizio. Ferrari, Zara. Ferrari per a fare. Poi ha provato con Lancini. Prova Ferrari. Camilla Ferrari. 25-24. 25-24. Zara, Ghezzi. Manca troppo, attacca. Oh, Camilla! Camilla Ferrari 25-26-24. Andiamo qui in sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set.
Di nuovo in diretta, parte subito il set. Siamo 2-0 per la Rotoblas. 25-23 il primo, 26-24 il secondo. Allora, riepilogo i punti di squadra della Rotoblas e di Lecco dopo 2 set di gioco. 1 pari il punteggio adesso dopo 2 azioni nel corso del terzo set. Allora, 7 punti a Bortavi, 4 Bacchin, 7 Petruziello, 2 Zara, 13 Ferrari, 5 Tomasetic, 38 punti di squadra e 38 punti di squadra e 13 su errori di Lecco. Vediamo l'azione. Bortavi, mani auto che non c'è, quindi secondo punto per Lecco. I punti di Lecco: 11 Lancini, 4 Genovese, 4 Frigerio, 6 Cantametti e 10 Tesoro. 35 punti di squadra, 12 su errori della Rotoblas. 2 set di gioco, questa è la situazione. Attacca Ferrari ma non riesce il suo attacco. Prova Cantamesi ma viene murata da Zara. 2 pari, Matilde e Zara, scusate. Cantametti, punto vincente. Siamo 3-2 per Lecco. Allora, siamo 3-2 per Lecco. Messi. Ferrari a 2 pugni addirittura. Ferrari, poi Petruziello in free ball. Giocabile. Petruziello dall'altra parte evita il cappotto in questa azione. E adesso la Rotoblas ha una chance di attacco con Ferrari, ma difeso manca Stroppa. E poi ci prova ad attaccare Carola Tesoro, ma non va a buon fine il suo attacco. Allora ci prova Bacchini in pallonetto, ha difeso Ghezzi. Giocabile ancora Rotoblas. Cielo Carli. Tre pari. Lancini, attacco vincente di Arianna Lancini. 3-4 per Lecco. Bacchin, Zara, la canna Bacchin ma viene murata, ancora Zara a difendere. Tiro Bonzona, sempre Bacchin. Ovviamente c'era il quarto tocco. Siamo 5-3 adesso per Lecco. Pronta Matilde Frigerio, il servizio. Bacchin. Robon attacca Anna Bacchin, difeso però Frigerio. E allora si prova Lancini ma c'è la difesa ancora della rota per Ferrari, un po' storta ad attaccare però giocabile ancora. Salvato Ferrari. Oh, attenzione in due sulla palla ancora una volta. No, ma se la sono chiamata. 6-3.
Petrucciello, mani out. Carlotta Petrucciello. Scusa. Infatti ho detto, cosa protestano? Quarta volta. 4-6. Non è lag portabile, servizio battuto. Su Ghezzi. Attacca, almeno ci prova. Tesoro. Bacchin. Ana Bacchin. 5-6. Servizio battuto. Prova Genovese. L'attacco. Prova Genovese. Ok. Attaccato Genovese. L'attacco è vincente. Siamo 7-5. Tutto il servizio da Fate. Gli manca Stroppa. 8-5. 8-5, sì. Time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, 8-5 per Lecco nel corso del terzo set. Servizio manca Stroppa. A sfiorare il tetto, però. Non ho capito come. Pensato che avesse toccato il tetto. Incomprensione ancora nella metacampo bianco-rossa. 5-9. Rapida adesso. Inizialo mani out che non c'è. 10-5. Ancora Cantamessi. Scusate, manca Stroppa. Giocabile. Bacchin. Ferrari. Preferisce provarci. Attacco vincente di Tesoro. Un cambio. Unica costa lunga per Anna Bacchin. Non capendo niente, ragazzi. È un out. 6-12.
Ace. Monica Costa lunga. Fugetti, però è lunga. No, Thomas. Peccato. Sprecata. Carola Tesoro ha fatto il 14° punto per Lecco. Dopo 2 set molto equilibrati qua. È un set abbastanza senso unico questo. Però ci sta. Ci può stare che prima. Time out. Andiamo con i spot. Di nuovo in diretta Arena Biancorosso di Volano, siamo 15-7 per Lecco. Zara Tomasetic, Rihanna Tomasetic. 8-5-15. Attacco vincente di Frigerio. 8-16. Carola Tesoro al servizio. Per Lecco, battuto. Ricevuto Ferrari, Zara. Attacca Monica Costa lunga. Giocabile. Attacco Bortabi. Zara. Attacco Bortabi. Ha difeso Tesoro. Free ball. Ancora per la Rotobla. Zara. Ferrari attacca. Ha difeso Ghezzi. Zara. Fiorare il teco. Murata Ferrari da Frigerio. 17-8. Il punto è di cosa è successo? Il punto è di credo che non ho capito cosa è successo. Chiedo gentilmente di non usare il laser. Qualcuno usa il laser e punta col battitore avversario. Per cortesia non usarlo, grazie.
No, vabbè, però se fanno un cenno di protesta è ovvio che... Ha provato Ferrari ad attaccare, ma c'è stato Ghezzi a evitare il punto. Milla Ferrari 9-18. Provato l'attacco ancora giocabile Rotobla. Zara, mani out Ferrari. Servizio di Zara e hit. Time out, conto. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, siamo 11-18 a favore di Lecco, corso di terzo set. Giocabile Ferrari. Out. Acqua è out. Dodici a 18. Manca Stroppa, attacca Cametti, ma difeso Piero Bon. Ferrari attacca, difeso Lancini. Eccolo qua, 13 a 18. Quarto tocco. E 13 a 19. Attacco è out. Lì è Marcart al posto di Carli.
positivo. Attacca Alisien, difeso Lancini e passa l'attacco. (13-21). Servizio in rete di Cantamessi. 14-21. Servizio di Camilla. Attacca troppo facile per Frigerio questo attacco. 22-14. Concentra l'attacco di Lancini. Attacco vincente ancora di Arianna Lancini. Set ball. Giocabile per Lecco. 14-24, vi ricordo. Di ball. Vivien. Zara. Attacca Monica. Out. È out purtroppo. 25-14. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del quarto set.
Vedi, 14. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo 2-1 dopo 3 set di gioco. L'ultimo set si è concluso 14-25 per Lecco, che ha nettamente dominato questo terzo set. Non può essere altrimenti per una formazione al momento lotta per i primi posti della classifica. Insieme a Giorgione, a Padova e anche a Vicenza, le 4 più quotate per salire in A3. Primo punto del set di Carola Tesoro, 1-0. E va lei al servizio, l'autrice del punto. Battuto in rete, 1 pari. Quella Portabi. Siamo 2-1. Battuto. Dall'altra parte ci ha provato ma Castrotta. Carlotta Picchiello. 3-1. Ora Emanuela Agbortabi. E il muro vincente! 4-1. Siamo al muro però. Emanuela Agbortabi al servizio. Zara Ferrari in free ball. E arriva il punto di Cantametti. La murata di Bacchin. Punto vincente di
parte il refrigerio. 4-3. Zara. Tocco. C'è Anna Bacchin. 5-3. Per la capitana al centro. In centro l'attacco di Carola Tesoro. 5-4. A 5 allora, attacca, almeno ci ha provato Genovese, giocabile per la Rotoblat con Ferrari, però c'è la difesa di Tesoro, prova Lancini, però c'è la difesa Zara, Ferrari attacca, va viene, no, viene Murata, campo, 8-5. Mani out di Gaia Genovese. 8-6. Ferrari di ball di Petruccielli, non ci credo, non so quello che ho visto, infatti per quello ho detto non ci credo. 9-6 Petruccielli, una free ball innocua. Detta la Harry Potter, sembrava una palla con l'incantesimo Confundus.
Da centrale a centrale, però non riesce al 100% la difesa. 9-7. Arianna Lancini, la capitana di Piccole, ecco al servizio. Serve su Macchin, attacca. Gianmino ci prova Bortabi, però ancora giocabile per la Rotoblas. Petruziello. Allora Petruziello. Dieci a 7. Difeso per Obon. Attacca Ferrari. 11 a 7. Non cambio. Entra Sai io non ce l'ho. anch'io. Forse la Ricci. Qui dal palleggio. Che culo. Scusate. Ferrari Murata. Zara. Carlotta. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 12 a 7 il punteggio a favore della Rotoblas nel corso del quarto set. 12 a 7, Rotoblas, quarto set, all'Arena Biancorossa. Ricci. Zara. Ferrari Murata. 12 a 8. Gaia Genovese al servizio. Out. 13 a 8. Ferrari in rete. 13 a 9. Carola Tesoro al servizio. Battuto. Ace. Battuto su Piero Bon. Zara.
Carlotta Petruzzello. Quattordici a 10. Servito in rete. 14 a 11. Facchini. Zara. È un po' complicata questo attacco. Lancini. Zara. Provato Bacchina ad attaccare ma accettato Cantametti. Ancora Lancini. Difeso da Petruzziello. Zara. Ancora due mani. Purtroppo Bacchina non può provare ad attaccare. Erroraccio di Lecco. Erroraccio di Lecco. 15 a 11. Provato da Frigerio. Si prova Bacchini con lo tiro anche del muro, però ancora giocabile Rotoblas. Si è provato Tomasetti ma Cantamessi era sulla traiettoria. Muro a Tomasetti ma ancora una volta la difesa era pronta. E due volte! Tomasetti! Rientra manca stroppa per Ricci. Servizio Petruzziello. Vedete 16 a 12. Matilde Frigerio al servizio per Lecco. Battuto. Ricevuto Bacchini. Arianna Tomasetti. Bacchini. Ricevuto Lancini. Zara. Trucchiello. Lancini. Non c'è una di reazione di nessuna, quindi 17 a 13. Tomasetti, Arianna Tomasetti. Time out sponsor.
Di nuovo in diretta. Scivolata dalle mani ad Agbortavi. 18-14. Agbortavi. Zara. Ferrari 19-14. Matilde Zara al servizio. 19-14 per la Rotopla. In rete 15-19. Il servizio in rete di Genovese. 20-15. Ferrari che ha avuto la numero 15 Lancini. Muro Portavi! Caro la tesoro 21-15. Camilla Ferrari ancora lei al servizio. Ferrari al servizio. Tutta Zara, sì Zara, scusate. Manca Bosco, aveva scusate. Giocabile, manca Bosco. Ancora che portavi al muro per poco. Dato l'attacco di Cantamessi. 21-16. Di tesoro. Bachin. Anna Bachin. 16. Metta Maya Gosner per Emanuela Portavi. Su Ghezzi. Cantamessi. Ferrari. Zara. Bacchina a due mani. Cantamessi. Manca Bosco. Tacco. Out. 22-17. Attacco facile di Matilde Frigerio. 22-18. Time out per Luca, parlati di sponsor.
in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 22-18 a favore della Rotoplas nel corso del quarto set. 2-1 a favore della Rotoplas nei set. Servizio Cantamessi per Lecco. Battuto Ferrari. Zara. Takanavakin. Cantamessi a muro praticamente 0. Zara. Petrucciello. Cantamessi. Un free ball. Zara. Ancora Petrucciello. Carlotta Petrucciello. 23-18. Carlotta Petrucciello il servizio. Carlotta capitana. 23-18. Servizio battuto. 24-18. Match con Rotoplas. Out. Quattro 19. Martin De Frigerio il servizio per Lecco. Ferrari. Zara. Tomassetti. Prima vittoria della Rotoplas. 1, battuta Lecco. Prima vittoria stagionale per la Rotoplas che muove totalmente la classifica. Allora, noi ci rivediamo sabato prossimo alle 8:30 a San Donà di Piave per la quinta giornata contro la Cortina Express in Moco. Grazie Silvia Brianis, grazie Andrea Zeni, a tutti voi l'augurio di una serena notte.